Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino. Buon pomeriggio. Benvenuto. Prima domanda, sindaco, la Giunta ha approvato un piano per il rifacimento delle strade, 17 milioni in questa prima fase, e questa qua la somma necessaria. È una bella cifra. Dove andranno questi soldi? Allora, chiariamo subito, noi stiamo partecipando a un bando regionale. Regionale. Quindi con il Fondo Sviluppo e Coesione. Dobbiamo adesso verificare se queste somme verranno aggiudicate secondo le idee progettuali che abbiamo noi pianificate, quindi per il rifacimento della pavimentazione stradale. Pertanto io adesso darò qualche indicazione sulle strade che abbiamo compreso, ma non significa già da ora che faremo questi lavori, perché prima deve essere aggiudicato il bando, dopodiché verifichiamo anche se l'importo che ci affideranno sarà quello che noi abbiamo richiesto, perché siamo andati in overbooking, nel senso che avevamo diritto a 15 milioni, siamo andati un po' oltre. Detto questo, è positivo andare oltre. Ma certo, assolutamente, anche perché hanno un costo spaventoso, perché uno dice 17 milioni di euro faranno tutta Catania, purtroppo no, perché invece c'è un costo nella riqualificazione delle strade che è veramente importante, e quindi abbiamo immaginato tutte quante le strade di accesso alla città, pertanto tutta la parte del waterfront che va da via Alcide De Gasperi a viale Africa, che è disastrata, a via 6 Aprile, credo che ci sia anche la via Dusmet, se non c'è solo perché è stata fatta da poco, adesso quindi non ricordo, piazza Quindi Borsellino. priorità alle strade di accesso? Sì, dall'altra parte ci saranno anche via Galermo, quindi le strade a scendere, via Santa Sofia, che sono messe molto male, ci saranno poi alcune strade interne come via Duca degli Abruzzi, via Ala, via Milo, via Giuffrida, viale Fleming, via Messina, via Oberdan, viale della Regione, via Aurora, via Caruso, quindi diciamo che comunque è una previsione importante. Adesso sta a vedere cosa fa la Regione, nel momento in cui ci giungeranno i progetti si fanno immediatamente e possiamo poi partire con i bandi di gara per l'affidamento delle opere, però quindi rimaniamo cauti. Diciamo, il passaggio alla Regione è un fatto, diciamo, obbligato, assolutamente, perché devono darci loro le risorse. Ma dico automatico, si può dire? Cioè... No, non è automatico. Allora, si tratta di fondi di rigenerazione urbana che sono affidati alle 3 città metropolitane per la gran parte, quindi a Messina, Catania e Palermo. All'interno di questi interventi di rigenerazione ci sono dei punteggi che vengono affidati in considerazione del tipo di progettualità che vengono presentate, però diciamo che con Palermo e con Messina siamo già d'accordo nel prevedere che ci siano queste opere di riqualificazione stradale, quindi dovremmo in tal senso trovare una soluzione. Bene, intanto sono stati stanziati 100.000 euro per le street art in città. Il murale, se avete già individuato anche qui le aree dove... No, perché qui sono i privati, comunque le associazioni, coloro i quali decidono di realizzare queste opere, che devono fare le loro proposte. Noi partiamo dal presupposto che la street art può diventare anche uno strumento di combustione non solo nella cura della città, ma anche per la rigenerazione di alcune aree degradate. Laddove ci sono per esempio zone con forti discariche, un bel intervento di street art non solo riqualifica, ma dissuade chi vuole abbandonare i rifiuti dal farlo. Parlo ovviamente sulla base di esperienze consolidate in tutta Italia, in tutto il mondo. Laddove c'è il bello va via il brutto. Quindi può diventare anche un modo, una leva per portare su il livello di partecipazione dei residenti ai processi di riqualificazione complessiva della città, nello stesso tempo offrendo anche un prodotto che possa avere un'attrattività turistica. Penso al quartiere Mission a San Francisco, tutti quanti vanno a vedere queste bellissime opere di street art, quindi c'è certamente un qualcosa che va nella direzione che tanti auspicavano, perché molte richieste ci sono giunte in questo senso, e adesso si tratta di definire poi quali siano gli interventi, perché mi pare che abbiamo previsto che ogni intervento non possa comunque superare le 10.000 euro, ma non abbiamo ancora definito chi le avrà, perché adesso ci sarà la manifestazione di interesse e ci chiederanno di partecipare, penso, a più soggetti. Intanto Catania, non solo Catania, gran parte della Sicilia è presa con dei blackout elettrici. L'UGL, uno dei sindacati autonomi, sollecita l'intervento della Regione e punta il dito contro l'assenza di investimenti per potenziare la rete in più punti Colabrodo. Adesso vediamo il servizio
puoi immaginare chi l'ha realizzato, cioè il nostro mitico Tonino De Mana. Prima i blackout nel centro storico, poi i problemi seri alla zona industriale. Catania fa i conti con un'altra emergenza, quella elettrica, che si ripropone sistematicamente in estate. Attenzione, non è solo il caldo a creare disservizi e la conferma arriva dalla denuncia dell'UGL che si rivolge direttamente ad Enel, alla regione siciliana e per conoscenza all'ARERA. Ormai li chiamiamo blackout, ma sono interruzione di pubblico servizio. Numerose attività commerciali e tante abitazioni che rimangono anche senza acqua dovuta alla mancanza della luce. Il problema è dovuto alla fatiscenza delle linee, e sono ormai linee realizzate anni e anni addietro, che comportano, diciamo, dei lavori continui e costanti. Cioè, non appena salta una linea viene messo un giunto, dopo 10 giorni più avanti risalta e siamo punti da capo. Non le manda a dire l'avvocato Mario Lopresti. Tutta la rete elettrica siciliana, sia in media che in bassa tensione, è un colabrodo, perché non viene più fatta manutenzione, non vengono fatti ammodernamenti degli impianti, non si investe più sulla rete. Un tempo i dirigenti erano degli ingegneri, sapevano come si faceva l'energia elettrica, come veniva prodotta, come veniva trasportata, conoscevano la materia. Intanto, generatori di emergenza e scavi continui mettono in evidenza la triste realtà che coinvolge tutte le città siciliane, con gravi criticità a Catania, Palermo, Siracusa ed Agrigento. Allora, in gran parte quello che hanno detto è vero, anzi è tutto quanto vero. L'unica cosa che non coincide con il dato reale è il fatto che non vi sia un progetto di riqualificazione, perché nella stanziato solo per la provincia di Catania 460 milioni di euro di interventi. Quanto? 460 milioni di interventi per il rifacimento della rete più che obsoleta, quindi chi è che è intervenuto ha certamente fatto una bene. cifra molto consistente. Sì, a puntare il dito rispetto alle gestioni del passato che hanno un po' penalizzato il nostro territorio. Nell'attesa che questi lavori di riqualificazione vengano compiuti, nel frattempo noi ci stiamo premurando attraverso un'interlocuzione costante con Enel di garantire la soluzione ai problemi di malfunzionamento e quindi la messa in pristino della rete nel minor tempo possibile. Quando qualche giorno fa c'è stato un guasto alla cabina molto importante che c'è sotto la Villa Bellini, l'Enel è subito intervenuta mandando 3 power station e comunicandomi immediatamente un cronoprogramma che poi hanno rispettato per diminuire quanto più i disagi dell'utenza. A questo dobbiamo anche aggiungere, parlavamo prima di riqualificazione delle strade e l'ho detto prima in un'altra puntata, noi adesso facciamo degli interventi su strade che probabilmente saranno poi oggetto di scavo nuovo da parte dell'azienda dei sottoservizi, però intanto dobbiamo procedere e quindi noi facciamo la nostra parte e poi devono mettere in pristino queste società. Un ultimo dato, la rete obsoleta, c'è anche da dire che purtroppo mi spiegavano, non so se sia vero ma non fatico a crederlo, che in alcune zone, in alcune aree della città il problema è anche determinato dal sovraccarico che si verifica per effetto di allacci abusivi ben oltre quel che le statistiche permetterebbero di considerare. Questi blackout, Sindaco, nell'immediato comunque rapidamente potrebbero avere delle ripercussioni per esempio sulla balneazione. Faccio un esempio, facendo gli scongiuri, se si dovesse bloccare un depuratore per esempio alla playa. Potrebbero? Non credo, perché comunque i depuratori, comunque questi sistemi sono sempre assistiti dai generatori alternativi, quindi ecco, da gruppi elettrogeni autonomi, perché non potrebbero dipendere solo dalla pubblica. Passiamo alla vertenza STM. C'è stato un viaggio a Palermo quasi inutile recentemente dei sindacati all'Assemblea regionale, commissione attività produttive, però mancavano i vertici dell'azienda e soprattutto gli assessori della giunta Tamaio e Dagnino, quindi hanno deciso di rivedersi il 28 di luglio, questa volta a Roma, un tavolo convocato dal ministro Urso. La domanda che le faccio riguarda Catania, ovviamente, Sindaco. Molte famiglie sono in ansia, famiglie soprattutto monoreddito, ma non soltanto. C'è incertezza, diciamo.
comprendo perfettamente, quando si tratta del pane da portare a casa bisogna essere estremamente prudenti e cauti. Per quel che riguarda il lavoro che facciamo come amministrazione comunale, mi permetto di dire, di concerto col Ministero per le imprese, quindi col Ministro Urso, c'è estrema attenzione nel assecondare tutte le esigenze di ST, perché l'apertura del nuovo sito, che consentirà peraltro non solo il consolidamento delle posizioni lavorative esistenti, ma l'assunzione di numerosissimi altri dipendenti e tecnici, può essere consentita solo nei momenti in cui tutto funziona così come noi abbiamo bisogno che funzioni. C'è da dire anche che a fronte di questo c'è un problema di natura fisiologica determinato da un calo dell'automotive che costituisce il polo industriale di maggior richiamo per quanto riguarda ST, visto che loro forniscono appunto quel settore. È un fenomeno ciclico che si verifica, dobbiamo anche capire come si evolve la situazione a livello internazionale con la questione dei dazi e in che misura potrà incidere sulla eventualmente ripartenza dell'automotive e quindi a quel punto la ripartenza delle commesse con ST Microelectronics, perché questo diventa un fattore fondamentale. Però per quel che posso dire è che l'azienda ogni qualvolta ci confrontiamo è estremamente puntuale nei chiarimenti e soprattutto nel ribadire la volontà di investimenti secondo il piano che loro hanno prospettato. Bene, dunque appuntamento 28 di questo mese a Roma con il Ministro Urso. Adesso tocca a voi, amici in ascolto. Cominciamo con le mail. L'indirizzo è Sicilia24, da scrivere al numero, Focus, Sicilia24 Focus, tutto attaccato, @ poi telecolor.it. Eccola qua, la vedete qui. Allora, c'è già una prima mail della signora o signor Licata, riguarda la zona Faro Biscari. Dice: la pista ciclabile ha interrotto l'attraversamento pedonale. La fermata del bus direzione centro non è più raggiungibile a piedi né tantomeno con passeggino o carrozzina dei disabili. L'ho già segnalato alla prima circoscrizione, ma non è pervenuta risposta. Confido nella vostra attenzione, grazie S. Licata. Dice: l'attraversamento pedonale è interrotto dalla pista ciclabile. No, nella zona Faro Biscari. Ma non vorrei aver capito male, ma invece è agevolato, perché con la ciclabile noi abbiamo realizzato gli attraversamenti pedonali, che poi sono quelli che creano quella maggiore congestione. Ho sentito qualcuno polemizzare sul fatto che la pista ciclabile avrebbe determinato l'aumento del traffico. Non è assolutamente vero, perché non è diminuito neanche di 1 centimetro la sezione stradale, quindi quel che c'era prima c'è adesso. E d'altra parte non mi risulta che il sabato e la domenica per andare alla playa le estati scorse, quando ancora non c'era la pista ciclabile, il traffico fosse più spedito, è sempre stato congestionato. Direi di no. Esatto. Eventualmente ci può essere un rallentamento rispetto al passato proprio per gli attraversamenti pedonali, che noi comunque abbiamo cadenzato in modo che chiunque arrivi e schiacci il pulsante non abbia il verde immediato, ma debba aspettare, mi pare che sia 1 minuto e mezzo rispetto al verde antecedente. Compreso lì, quindi, la zona che sì, segnalata. Io so che tutto quanto regolare, verificheremo, francamente non riesco a cogliere a quale punto si riferisca, perché per me ci sono tutti gli attraversamenti. Dice zona Faro Biscari, in effetti è un po' generico, però vabbè, dice: confido nella vostra attenzione. Ce n'è un'altra della signora Pinuccia Mango, che ringraziamo per averci mandato la mail. Dice: buon pomeriggio, alcuni market delle bevande nella ZTL di via Garibaldi chiudono davvero tardi, non hanno domanda, dice, non hanno come limite le 22. Inoltre alcuni pub allungano gli orari, dice sempre la signora Pinuccia, e qualcuno fa il furbetto lasciando la musica fino all'1:30. Ho visto che i controlli sono decisamente aumentati, ma mi creda, il sabato si dorme poco. La signora già in parte ha dato la risposta che avrei dato io. Noi abbiamo aumentato i controlli. Naturalmente parliamo sempre di una città che in alcuni settori presenta una certa inclinazione
non la voglio chiamare anarchia, ma diciamo all'autogestione, come preferisco gestirla io, definirla io più È eufemisticamente. buono questo neologismo dell'autogestione, sindaco. Quindi abbiamo aumentato i controlli, sono ancora però insufficienti rispetto a quelli che dobbiamo compiere, ma non è certamente volontà nostra. Dico sempre che a Catania ne abbiamo assunti 80, ne assumiamo altri 120, per essere capillari dovremmo assumerne 12.000 ed è chiaro che è impensabile. Quindi si tratta di trovare una giusta misura affinché da un lato i nostri controlli possano essere incisivi, dall'altro chi è che agisce indisturbato capisca che invece questi controlli saranno un po' più assidui e pertanto eviti di fare il furbo. Se poi troviamo una soluzione di quieto vivere per cui chi mette la musica pensando esclusivamente ad attirare clientela cominci anche a concentrarsi sul bisogno di chi è residente e pertanto avrebbe pur bisogno di riposare, avrebbe la legittima esigenza di riposare, magari mi auguro che da soli si riesca a trovare una soluzione. Speriamo davvero. Adesso tocca a voi per i WhatsApp. Ricordo il numero 342, eccolo là sul lato destro dello schermo, 7455005. Ci rivediamo fra un minuto dopo la pubblicità. State con noi. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che è pronto a rispondere alle vostre domande su WhatsApp. Lo vedete, il numero è quello lì, 342 74 55 005. Prima domanda. Buongiorno, vorrei chiedere al sindaco l'installazione di telecamere sul viale Mario Rapisardi. Siamo esasperati dalla maleducazione che talvolta sfocia anche in aggressività dei cittadini, lo mette tra virgolette, che lasciano le proprie auto davanti ai passi carrabili oppure parcheggiate in seconda fila. È veramente difficile amministrare questa città. Quel che chiede questo signore non è ragionevole, ma è il sacrosanto diritto che dovrebbe essere rispettato da parte di tutti. Il vero tema è che poi di rispetto alla possibilità di realizzare la BRT2 nell'asse dei viali, uno dei temi che ci viene sempre opposto è il fatto che andrebbe a limitare le soste degli autoveicoli, cosa che non è vera. Però, non è vero? No, limiterebbe la sosta in doppia fila. Ecco. Quindi per questo solo, nonostante una sosta che dovrebbe essere vietata, ci sono molti esercizi che temono ci possano essere delle ripercussioni negative e siccome quella è una delle zone ancora in cui esistono molti esercizi di prossimità, là è difficile trovare una soluzione di mediazione con i commercianti, perché chiaramente noi dobbiamo essere equilibrati nel non creare le condizioni per una devastazione sociale. Però nel momento in cui qualcuno si lamenta per la sosta in doppia fila e il soggetto responsabile, piuttosto che chiedere scusa, alza la voce, qua significa che siamo veramente all'apoteosi della inciviltà. Quindi mi augurerei che questi episodi non si verifichino e che magari chi parcheggia possa pensare che ci sono diritti di altri. Dopodiché io mi auguro che col Consiglio Comunale si possa individuare una soluzione per quanto riguarda la sosta breve, perché credo che la creazione di spazi bianchi serviti da parcometri a tempo, per cui chi vuole inserisce la propria targa e può parcheggiare solo per 15 minuti o mezz'ora, io direi per 15 minuti, senza la possibilità di rinnovare quella sosta per altri 15 minuti, potrebbe consentire di avere degli spazi con un continuo ricambio che permettono l'accesso agli esercizi commerciali e quindi comunque per la sosta breve, ed evitare così il fenomeno della doppia fila, non dare alibi al fenomeno della doppia fila. In ogni caso sul tema dei controlli la passano molte volte con lo street control e quindi comunica a chi pensa di fare i furbi in doppia fila: se poi arriva la contravvenzione non pigliatevela col sindaco che vuole fare casta, pigliatevela con voi che non rispettate le regole. La zona bianca dove pensate di farla? Non è un qualcosa di cui stiamo discutendo ancora a livello embrionale. Sicuramente l'abbiamo fatta in piazza Mancini Battaglia e sarebbe secondo me, visto che sta funzionando, sarebbe un esperimento da estendere anche ad altre zone. Ripeto, mi piacerebbe che ci fosse una condivisione con il Consiglio Comunale, perché è giusto che anche loro si esprimano su questo tema. Grazie, vediamo se c'è un altro messaggio, per favore.
Il numero è sempre quello, 342 74 55 005. Buon pomeriggio. Viale De Gasperi, dopo l'apertura della Bresella, è percorsa ad alta velocità da tante auto H24, il tutto in una strada priva di marciapiede, dissestata e con scarsa segnaletica orizzontale e verticale. Stiamo parlando di Viale De Gasperi. Sì, sì, sì. Per quanto riguarda la velocità dovrebbe dipendere dal buonsenso degli automobilisti. Per quanto riguarda il fondo dissestato è una delle strade interessate a questi interventi di riqualificazione che stiamo proponendo alla Regione Siciliana per ottenere il finanziamento. Per quanto riguarda il marciapiedi e la segnaletica, sì, la segnaletica hanno ragione, si può fare immediatamente. Il marciapiede è un po' più difficile perché comunque hanno un costo che non è proporzionato al beneficio, considerando che quello sarà oggetto, speriamo il prima possibile, ma passeranno ancora mesi, saranno oggetto di intervento perché dovrà essere allargato tutto l'asse, tutte le due carreggiate, per essere nella stessa dimensione di quella di Via Barraco. Per Via Barraco il tratto che arriva alla circonvallazione noi speriamo di mandarlo in gara prima delle ferie estive perché diventa un'opera importante. Adesso quindi? Sì, diventa un'opera importante. Direttore, stiamo correndo come dei matti. Io non ho alcun merito, stanno correndo i nostri tecnici come dei matti. Grazie, andiamo avanti. Buongiorno, abito al villaggio Sant'Agata. Un mese fa hanno tagliato gli alberi, ma ad oggi i tronchi e i rami li hanno lasciati per terra. È davvero uno scempio. Quindi hanno lasciato lì. Come mai? Perché purtroppo c'è qualcuno che non fa il lavoro che dovrebbe fare. Ieri no, ma non è una novità, perché ieri ne parlavo con l'assessore Pesce che ha alzato giustamente la voce nei confronti di un'azienda, non dico quale, perché effettuano questi lavori di potatura ma poi lasciano i rami, le foglie, e questo può appartenere a chi non ha un minimo di considerazione per il bene pubblico, non certamente può appartenere a un'azienda che collabora con il comune. Deve essere chiarito, quindi loro hanno l'obbligo di... È naturale. Chi dovrebbe portarli via? Il vento, i rami? Spero proprio di no. Quindi hanno l'obbligo di eliminare tutto questo. Io adesso magari questo qua lo segnalo, se però chiedo la cortesia a questo telespettatore se può far avere alla redazione un riferimento più puntuale, perché Villaggio Sant'Agata non è certamente piccolo, per poter eventualmente provvedere alla... Vediamo se è possibile con l'aiuto della redazione fare a termine della trasmissione. Buongiorno, desidero chiarire al signor Sindaco se esiste un'ordinanza che prevede l'orario di chiusura delle discoteche ubicate nel centro città. Allora, a me risulta che dopo mezzanotte non ci può essere erogazione di decibel superiore a quelli sostenibili per non dare fastidio all'occupazione delle persone e quindi per non disturbare la quiete delle persone. Poi non so a cosa si riferisca, perché talvolta per alcuni eventi ci chiedono una deroga a questa ordinanza, quindi bisogna verificare in concreto a quale area si riferisca questo teleascoltatore, però non mi pare neanche che ci siano discoteche autorizzate in centro città, ma sto dicendo probabilmente un'eresia. No, vabbè, ma possiamo recuperarlo poi il messaggio, dopo, e vedere a quale zona. Perché per esempio un paio di queste discoteche noi le abbiamo chiuse proprio perché eccedevano nell'orario e abbiamo ordinato la sospensione dell'attività, talvolta per 5 giorni, talvolta per 15 giorni. È chiaro che se si trattasse di una reiterazione di violazioni di divieti, a quel punto noi saremmo conseguenziali nell'aumentare il periodo di sospensione e arrivare anche alla chiusura. Caspita. Bene, bene. Guardi, allora tutto quanto è frutto di buonsenso, come dicevamo prima. Per esempio in questo momento in via Gemellaro, in passato causa di tanti problemi fra residenti e operatori, a meno che nelle ultime 24 ore non sia accaduto qualcosa, mi risulta che comunque sta funzionando questo accordo che è stato raggiunto, per cui comunque si rispettano le esigenze dei residenti. Buonasera, vorrei sapere perché in via Adone scusate, io qua ho un riflesso di luce, una sciocchezza, non ritirano più il vetro da circa 3 settimane, i contenitori sono pieni, grazie e saluti. Confesso non so dove sia la via Adone, scusatemi. Nemmeno io. Però più che altro non so quali possono essere i contenitori del vetro. In effetti
perché non ci sono più, quindi non vorrei che fossero le vecchie campane che oramai dovrebbero essere dismesse. Non so a cosa si riferisca questo telespettatore, ma forse la raccolta il giorno del vetro? ma parla di contenitori, quindi Contenitori. se poi sono i contenitori, se parliamo dei Quindi quelli precedenti. ma a meno che non siano i mastelli dei singoli residenti. Comunque in ogni caso adesso chiamerò l'azienda, devo prima capire quale azienda è competente su Via Done una volta che avrò individuato dove è la Via Done, perché non penso che sia la Via Androne. No, sarà la via Adone, quindi Adone è scritta Adone. Eventualmente mio. se fosse un errore, signora, signore, riscrive il messaggio precisando: oh, volevo. No, questo non è lo stesso, scusi. Volevo chiedere al sindaco se era possibile aprire le cappelle del cimitero un pomeriggio a settimana, dato che si lavora 7 giorni su 7. Questo nel caso dell'ascoltatore, naturalmente. Sì, no, non è che ci mancherebbe, tutti, no. anzi lo capisco. Il problema però è che noi abbiamo difficoltà con il personale e quindi non ce la facciamo al garantire un servizio oltre quello che già con molte difficoltà riusciamo a garantire in queste condizioni, quindi probabilmente è questa la ragione per cui non si può ovviare. Non si può ovviare a questo problema. No. Ci dispiace moltissimo. Vediamo la prossima. Buongiorno, su Corso Indipendenza sono stati tagliati tutti i pini pericolanti lasciando la base dei tronchi attaccati al terreno. Ecco, anche qui poi gli lasciano una cosa sotto. No, questo, uno squallore dice basta una piccola motopala. Basta una piccola motopala, è semplice a dirlo, ma io ricordo però che c'era un progetto della direzione ecologia nel sostituire tutti questi alberi che sono stati tagliati perché malati. Evidentemente un Quindi progetto è una fase, esatto, sarebbe. Esatto, è un progetto che ovviamente ha bisogno di tempo. In condizioni normali probabilmente no, ma in queste condizioni in cui sostanzialmente il direttore dell'ecologia, anche il direttore del mare, anche il direttore dei rifiuti, voi comprendete bene come possa essere sotto pressione per tutti gli impegni a cui deve adempiere. Per chiarirla, la sostituzione sarebbe di che tipo? Di quella che dicevo un attimo fa, cioè il passaggio che ha accennato, per questo è rimasto diciamo, la base. Esatto, bisognerebbe poi sostituire il tronco rimasto con un albero nuovo. Va bene. C'è una bella opera di piantumazione che stiamo compiendo a Catania. Oggi un lettore della Sicilia ne ha dato atto, perché abbiamo dato una forte spinta, una forte accelerazione alla piantumazione, comprendendo quanto sia importante il verde. Perfetto, noi ci fermiamo qui, il nostro tempo a disposizione è scaduto, ci rivediamo mercoledì, Sindaco. Sì, va bene. Con molto piacere, grazie a voi per averci seguito naturalmente e adesso continuate pure con la programmazione della rete. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.